Ciao amiche ed amici e bentornati nel mio canale. In questo video vi mostrerò la mia pizza preferita. Nel corso degli ultimi anni in tanti mi hanno chiesto quale fosse la mia pizza preferita e in particolare un paio di settimane fa Alex451 mi ha chiesto non solo quale fosse la mia pizza preferita ma anche di prepararla e cuocerla in uno dei miei forni. La mia pizza preferita in assoluto è la margherita, ma visto che ve la faccio vedere in quasi tutti i video vi mostrerò la mia seconda pizza preferita, cioè la pizza salsicce e friarielli, ma senza salsicce, perché vivendo in Irlanda in pratica è impossibile trovare delle salsicce come quelle a punta di coltello che si utilizzano proprio per la ricetta, per cui le ho sostituite con della pancetta italiana, mentre invece i friarielli mi sono stati gentilmente portati da un amico al ritorno da una vacanza in Puglia ed infine al posto della provola ho utilizzato della burrata affumicata. E ancora una pizza salsicce e friarielli? Diciamo che è una decostruzione. Come avete visto ho steso il panetto da 260 grammi, 65% di idratazione per 24 ore di maturazione e lievitazione. La pizza è leggermente più piccola con il cornicione più grande perché caricandola di condimenti non volevo rischiare di romperla in cottura mentre la giravo. Rispetto alla solita stesura e farcitura ho deciso di fare come i pizzaioli di pepe in grani, quindi stenderla, metterla sulla pala e condirla una volta sulla pala. Questa è la burrata affumicata, il cui sapore si avvicina moltissimo a quella della provola fresca affumicata, quella che si utilizza normalmente per la pizza salsicce e friarielli. Seppur affumicata e quindi più dura, data la natura stessa della burrata non potevo tagliarla a tocchetti o a listarelle, per cui ho deciso di tagliarla simulando lo strappo, come quei pizzaioli che strappano la mozzarella a mano. Ovviamente non avendola preparata prima l'operazione è durata un po' più del previsto. Ho coperto quindi la superficie del disco di pasta in maniera omogenea con la burrata, per poi aggiungere uno strato di friarielli sopra in modo tale da proteggere la burrata. La burrata è molto delicata, per cui metterla soprattutto l'avrebbe esposta ad una sicura liquefazione a causa dell'alta temperatura del forno. Ad occhio la quantità di burrata non mi sembrava sufficiente e così ho coperto quei buchi che erano rimasti con della mozzarella normale. La cosiddetta arte di arrangiarsi. Questi invece sono i friarielli a marchio Saclà, sono friarielli sott'olio, per cui non c'è la necessità di sciacquarli, ma ricordate che prendere i friarielli dal vasetto e metterli direttamente sulla pizza significa in automatico anche aggiungere più olio alla pizza. Uno degli svantaggi di condire la pizza direttamente sulla pala è il rischio di sporcarla e qualunque ingrediente sulla pala, specialmente l'olio, può intralciare lo scivolamento della pizza, quindi fate sempre molta attenzione, non come ho fatto io nel video. Ed ecco la pancetta, come vi dicevo prima purtroppo non trovo le salsicce adatte, per cui ho dovuto utilizzare un surrogato. Ovviamente la materia prima è la stessa, però è il modo in cui viene confezionata che cambia. Però una volta cotta diciamo che la differenza non è tantissima tra una salsiccia fresca e questo tipo di pancetta. Ora aggiungo il solito mix di parmigiano e pecorino romano, per il quale verrò crocifisso come al solito. Aggiungo poi qualche fogliolina di basilico fresco, pulisco la pala e procedo ad allargare la pizza in modo tale che il suo diametro corrisponda a quello della pala, facendo attenzione a non schiacciare il cornicione, quindi va preso da sotto, vedete è allargato. I pizzaioli utilizzano il metodo delle forbici, quindi aprono le dita come il saluto di Spock, il saluto vulcaniano, afferrano la pizza e la tirano. Io volevo essere un po' più delicato, però facendo così si rischia in ogni caso di schiacciare un pochino il cornicione. Vedremo però in cottura che cosa succederà. Purtroppo non sono riuscito a riprendere l'intera cottura perché ero da solo e stavo utilizzando il cellulare, quindi o giravo la pizza ed evitare che bruciasse o facevo la ripresa, quindi ho optato per mangiare una pizza non carbonizzata. Ed ecco la pizza in tutta la sua bontà e bellezza. Vi ho detto che alla fine il risultato sarebbe stato molto simile ad una vera pizza salsicce e friarielli, questo invece è un particolare e vedrete sotto che è leggermente più colorata, questo perché quando ho fatto scivolare la pizza dalla pala una piccola parte del cornicione si è attorcigliata sotto la pizza stessa e quindi questo ovviamente ha causato una piccola bruciatura. Questa è la pizza dall'alto e purtroppo devo dirvi che non c'è la leggendaria prova del taglio. Questo perché ero così desideroso di mangiare la pizza che appena ho finito di filmare l'ho presa e l'ho mangiata in 3 bocconi. Da queste immagini è abbastanza semplice da intuire la morbidezza della pizza, vedete come si piega. Purtroppo non è facile intuirne il sapore, quindi dovrete fidarvi di me quando vi dico che la pizza era davvero buona e che la differenza con una vera salsiccia e friarielli non era poi così marcata. Dito su se vi è piaciuto il video, altrimenti
Commentate lasciandomi una domanda e questa domanda sarà l'argomento per il prossimo video, per cui il protagonista del prossimo video sarai proprio tu. Iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campana per ricevere le notifiche e non perdervi nemmeno uno dei miei prossimi video. Ricordate che sono su Facebook come Impasto in Fuga e su Instagram come Gigio Pizza. Infine ricordate che c'è il mio corso di pizza casalinga su Udemy, The Art of Pizza Making, un corso in inglese e spero presto disponibile anche in italiano. Ciao e alla prossima! We want to eat pizza. The room for pizza is always there, but your eyes are wide open for pizza. Ehi, dove andate? Stavo scherzando. Allora, mettete un like per farmi fare altri video, mi lasciate un bel commento, vi iscrivete al mio canale e cliccate sulla campana per le notifiche. Poi vi iscrivete al mio corso di pizza su Udemy, il link lo trovate nella descrizione, è in inglese. Poi mi seguite su Instagram come Gigio Pizza, su Facebook come Impasto in Fuga e qualunque pizza pubblichiate ricordate di usare l'hashtag Gigio Pizza. Ciao e alla prossima!